Cedo quindi immediatamente la parola all'assessore Oscar Pedro. Grazie. Grazie a voi, grazie al sindaco, ma soprattutto alla possibilità che mi date oggi di stare insieme a voi per parlare di un tema a noi oramai in quest'ultimo periodo molto, molto caro, soprattutto per quel lavoro che stiamo facendo, ma perché quei momenti passati di qualche tempo fa, soprattutto l'estate scorsa, mi hanno portato più volte qui sulla Giara proprio per occuparmi dei vostri cavallini. Dico vostri cavallini perché sono davvero i vostri cavallini. Qui è la storia di questo territorio, non sarò certo oggi io a doverla raccontare o sottolineare, ma effettivamente da qui passa tutto il lavoro, insomma, che poi successivamente negli anni è stato dedicato a questo mondo e a questi cavalli. Devo ricordare momenti un po' tragici, lo voglio condividere oggi insieme a voi. I social network oggi che tutti conoscete, Facebook, parlo proprio di Facebook, quindi provo a parlare anche a voi più giovani che siete qui in sala, che sicuramente conoscete, ha sollevato un problema, un momento diciamo così, di grande attenzione che non si è fermata e limitata solo alla Sardegna, ma è addirittura uscita fuori dai confini delle nostre coste, quindi dal perimetro delle nostre coste. Addirittura giornali nazionali si sono interessati del problema dei cavallini della Giara. E quindi da quel momento in poi abbiamo iniziato ad attivarci con un lavoro abbastanza intenso e importante insieme a tutto il territorio e quindi a tutti i sindaci. Con differenza su Genoni, perché bisogna riconoscerlo, Genoni sul suo territorio ha una struttura ormai da tempo che è gestita direttamente dall'agenzia Agris, quindi dal Dipartimento in prima persona e con un'attenzione particolare, quindi con un lavoro particolare che si è svolto negli anni. Il resto del territorio ha avuto le sue difficoltà, ma comunque per questo e per questa ragione abbiamo iniziato a lavorare insieme proprio per trovare un accordo, un modo per rilanciare e aiutare questo sistema importante, questa realtà importante. Abbiamo firmato, l'abbiamo fatto a Gesturi, abbiamo firmato insieme al Presidente Cappellacci, ma insieme a tutti i sindaci del territorio, un protocollo d'intesa. Abbiamo firmato un'intesa che esattamente la data non la ricordo, eravamo ad aprile, vero? Eravamo ad aprile dell'anno precedente. Ogni volta mi dimentico di staccare questo benedetto telefono che naturalmente non smette mai di squillare. Perdonatemi un attimo, ma lo stacchiamo. Dicevo, eravamo ad aprile di quest'anno, sì, esattamente. Ad aprile di quest'anno e abbiamo firmato un protocollo insieme al comune di Gesturi, il comune di Guili, il comune di Sesu, il comune di Genoni e l'unione dei comuni della Marmilla e insieme al Presidente della Regione e insieme ad altre istituzioni, dal Corpo Forestale all'Università di Sassari e all'azienda sanitaria di San Luigi. Questo protocollo ha un significato particolare, ha diciamo così, un contenuto che serve per rilanciare a tutti gli effetti il mondo e quindi il mondo del cavallo della Giara, ma soprattutto la tutela di questo importante bene che voi come territorio avete, ma come noi come Sardegna dobbiamo naturalmente evidenziare. Ma dal protocollo d'intesa nasce poi tutto il resto del lavoro che è stato messo in campo, che in questi mesi l'agenzia, soprattutto come regia dell'agenzia Agris, e poi il dottor Martino Montoni magari entrerà meglio nel merito di alcune considerazioni, ha dato e ha fatto per poter concretizzare poi quello che è il contenuto stesso, come dicevo prima, del protocollo d'intesa, ma quelli che sono il reale lavoro, insomma, che poi sul campo bisogna attivare, cioè quello, così come ricordava il nostro sindaco, non più la marchiatura famosa come si faceva a suo tempo, ma la necessità
insomma, di registrare quei cavalli con alcune difficoltà che eventualmente si incontreranno ma che si supereranno strada facendo, con l'attenzione e tutto quello che sarà necessario attraverso anche l'aspetto della ricerca, la parte della ricerca che aiuterà sicuramente a superare tante difficoltà, ma con un obiettivo finale. E il sindaco lo ha sottolineato nel suo intervento, cioè quello alla fine di arrivare alla costituzione di un parco naturale che aiuterà sicuramente nel tempo a sviluppare tutto quello che fa parte all'interno di questo territorio e quindi di tutto quello che sarà legato al sistema economico di sviluppo che parte naturalmente da questo territorio. Quindi è stato fatto molto, ma c'è ancora tanto da fare. Quindi l'impegno reale, oggi sono qui anche per testimoniare questa nostra volontà, è proprio quello di continuare a costruire nel tempo, per tutto quello che servirà, con una grande attenzione, vi dicevo, da parte dell'assessorato regionale dell'agricoltura, che si ha, passatemi davvero questo termine, collato quest'onere, perché non era poi diretto, cioè non era poi in realtà individuato come responsabilità diretta, ma mi è sembrato davvero importante. Si parlava di cavalli, si parlava di cavallini, e di conseguenza ritengo che fosse davvero fondamentale che noi ci occupassimo in prima persona e che quindi questo è l'impegno che abbiamo messo ma che metteremo poi nel resto del nostro lavoro. Questa è la prima parte, poi è chiaro che oggi davanti ad un campione non posso che parlare comunque ed estendere anche il ragionamento su tutto quello che è il mondo del cavallo stesso, su tutto quello che noi stiamo facendo attraverso il Dipartimento e quindi l'agenzia Agris per rilanciare questo mondo e questo sistema. Voi sapete, ma i protagonisti che sono qui oggi insieme a noi sanno esattamente quello che è successo